Controlli effettuati presso 2 stabilimenti balneari a Sciacca, operazione congiunta delle forze di polizia. A Realmonte muore un uomo di 38 anni di Favara per annegamento, 4 feriti nel mare di San Leone dai ferri lasciati in acqua dopo la demolizione di uno stabilimento balneare, nota di Mare Amico. Nostra intervista al neosindaco di Campobello di Licata Vito Terrana, in arrivo dalla Regione 750.000 euro per la messa in sicurezza delle scuole. Mario Bellino, commissario provinciale della Lega, si è dimesso per dissenso con i vertici regionali. Si è conclusa positivamente la 23esima sagra del Melone Giallo a Ioppolo Giancazio. Nota critica di Enzo Carruba della Proloco per la dimenticanza di Ioppolo al programma di Agrigento Capitale della Cultura. Inizierà il prossimo 7 agosto a San Biagio la nuova edizione degli Archi di Pane. Domani a Siculiana lo spettacolo di Ilaria Bordenga, Canti, Cantu e Fuoco della Sicilia Bella. Presentata stamani al foyer del Teatro Pirandello alle autorità la nuova squadra dell'Acragas. Finisce per 3-2 l'amichevole del Castrum Favara con il Camarat. Ottima la partenza per gli abbonamenti del Palermo Calcio in vista del nuovo campionato. Buongiorno, buon inizio settimana con l'appuntamento odierno del nostro TVA Notizie. La Polizia di Stato effettua controlli amministrativi a 2 stabilimenti balneari nella località di Seccagrande di Ribera. Lo scorso fine settimana il personale del commissariato di Sciacca, unitamente a quello del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, la Capitaneria di Porto Empedocle della sezione operativa navale della Guardia di Finanza Empedoclina ha effettuato dei controlli amministrativi a 2 stabilimenti balneari siti nella località di Seccagrande, lungomare Gagarin di Ribera. In particolare nel primo dei locali gli operatori hanno riscontrato diverse violazioni, mancata esposizione della scia per la somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell'articolo 180, violazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità alimentare ex articolo 18 del regolamento 178 sanzionato dall'articolo 2 del decreto legge 190/2006 per un importo pari a euro 1.500, sanzione accessoria del sequestro amministrativo di 20 kg di prodotti alimentari e di 11 kg circa di prodotti ittici in seguito alla contestazione della predetta violazione. Nel secondo esercizio commerciale sono state accertate e contestate diverse violazioni amministrative, la mancanza del preposto in violazione degli articoli 8 e 17 bis, sanzione irrogata di 1.032 euro in osservanza da parte del concessionario della struttura balneare delle disposizioni contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare del 2022, messa in capo dal circondario marittimo Empedoclino con violazioni sanzionate dall'articolo 1146,1 del Codice della Navigazione, irrogazione della sanzione amministrativa di 1.032 euro, violazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità alimentari, sanzionati dall'articolo 2 del decreto legge 190/2006 per un importo di euro 1.500, quindi sanzione accessoria del sequestro amministrativo di 8 kg circa di prodotti alimentari e ittici in seguito alla contestazione della predetta violazione. Pertanto, a seguito dei predetti controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro e successivamente saranno svolti ulteriori accertamenti amministrativi sulla documentazione richiesta in fase di controllo. A Realmonte, al Lido Rossello, un uomo originario di Favara, Gaspare Alessi, di 58 anni, è morto per annegamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Realmonte. Gli operatori del soccorso hanno constatato l'avvenuto decesso. Secondo quanto emersi dai primi accertamenti, Alessi sarebbe stato preda di un malore durante il bagno. Cordoglio della famiglia, ha espresso il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.
Come volevasi dimostrare, ieri pomeriggio 4 persone sono andate a finire in ospedale dopo essere rimaste ferite dai resti presenti in mare e non visibili per colpa del mare agitato. La presenza di questo pericolo, come si vede nel video, era stato segnalato diverse volte dall'associazione ambientalista Mare Amico. Quando si rimuove un chiostro in mare, il titolare della concessione ha l'obbligo di ripristino dei luoghi e gli enti concessori, Demanio, Comune, ASP e Capitaneria, hanno l'obbligo di controllare che i lavori vengano fatti a regola d'arte. Serve a poco che in quella zona viga un divieto di balneazione, anche perché la cartellonistica non risulta visibile e i controlli totalmente assenti, se una nota di Mare Amico. 13 arresti per associazione di tipo mafioso e traffico di cocaina, sgominato il gruppo del quartiere Villaggio Sant'Agata della famiglia di Cosa Nostra Etnea, Santa Paola, Ercolano. La corrispondenza. Duro colpo a Cosa Nostra che operava nel quartiere Villaggio Sant'Agata a Catania. Oltre 100 carabinieri stamani hanno eseguito in provincia di Catania e in provincia di Agrigento un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 13 persone indagate e accusate a vario titolo di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, soprattutto cocaina. L'indagine, denominata Leonidi Bis, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di di Catania, ha consentito ai carabinieri di sgominare l'articolazione mafiosa della famiglia Santa Paola Ercolano, che era attiva proprio nel quartiere Villaggio Sant'Agata. Secondo l'accusa, il gruppo è stato colpito proprio nel momento in cui stava tentando di riorganizzarsi, perché indebolito da diversi provvedimenti giudiziari. Dalle indagini emergerebbe anche il conflitto generazionale tra la vecchia mafia dei grandi, capace di dirigere il gruppo criminale nonostante in carcere da svariati anni, e quella giovane che le forze dell'ordine hanno definito irruenta e avvezza all'esibizione di status symbol sui social. Una spregiudicatezza che sarebbe potuta sfociare in un omicidio impedito dall'intervento della magistratura e dei carabinieri di Catania, che lo scorso dicembre hanno bloccato l'ala armata del gruppo, fermando 9 persone che stavano progettando l'eliminazione di un esponente del clan rivale dei Cappello Bonaccorsi. Durante l'attività investigativa, durata circa 18 mesi, i carabinieri hanno sequestrato 5 fucili da caccia, di cui 3 con le canne mozzate, una mitragliatrice cecoslovacca, 2 pistole, oltre 350 munizioni di vario calibro, oltre ad 1 chilo di cocaina, 6 chili di hashish, un giubbotto antiproiettile e un lampeggiante blu per auto. Tra le figure della vecchia guardia più emblematiche, quella di Salvatore Battaglia, storico responsabile del gruppo del Villaggio Sant'Agata insieme al fratello Santo e protagonista di un'intensa stagione di sangue negli anni 90, già condannato in via definitiva. Altra figura di interesse sarebbe risultata quella di Salvatore Gurieri, inteso Turiu Puffu, esponente della vecchia generazione di affiliati. Tra i nuovi giovani invece emergerebbe Giuseppe Pistone, giovane impegnato e disposto a tutto pur di compiere la sua scalata nell'Olimpo criminale della malavita etnea. Per 35 anni Vincenzo Agostino si è battuto per ottenere giustizia per Nino e la moglie uccisi dalla mafia. La corrispondenza da Trapani. Verità per l'Italia, perché le stragi di Palermo e le stragi d'Italia hanno iniziato di casa mia. Nel giorno dell'anniversario della morte per mano mafiosa dell'agente Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, avvenuto il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini, oltre alle 2 vittime, per la prima volta si onora anche la memoria di Vincenzo Agostino, padre, coraggio, del poliziotto morto. Nello scorso aprile è diventato uno dei simboli della lotta contro Cosa Nostra. Palermo ricorda oggi il sacrificio dell'agente della Polizia di Stato Agostino, ucciso 35 anni fa assieme alla moglie incinta. Agostino ha operato con coraggio nella caccia ai latitanti, diventando così testimone della lotta alla criminalità organizzata. Ma troppe ombre restano ancora attorno a questo omicidio. Per oltre 30 anni Vincenzo Agostino, padre dell'agente scomparso lo scorso aprile, ha portato avanti una lotta di impegno sociale per far luce sull'attentato al figlio ed è anche per onorare
La sua memoria che le istituzioni devono proseguire la propria azione per dare piena verità sulla strage di quel 5 agosto 1989, queste le dichiarazioni del sindaco della città metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla. Agostino e la moglie, che portava in grembo una bambina riconosciuta anche lei come vittima di mafia, furono uccisi davanti al cancello della loro casa. Ad ottobre scorso è stata confermata in appello la condanna all'ergastolo per il boss Nino Madonia, che ha scelto l'abbreviato e si è sempre dichiarato innocente. Il processo è in ordinario a carico di altri 2 imputati, il boss Gaetano Scotto e un amico dell'agente ucciso Francesco Paolo Rizzuto, che è accusato di favoreggiamento, invece ancora in corso davanti alla Corte d'Assise. Ho pregato tanto nella chiesa di Biagio Conte per avere un po' di giustizia, un po' di verità. Può darsi che arriva. E quel giorno che arriva l'Italia si è liberato, ragazzi. E tutte queste lacciuole che ci sono. Sono passati 35 anni da quel delitto. Una vicenda, quella di Agostino, che per anni ha rappresentato uno dei tanti buchi neri della storia italiana, arrivata ad una svolta investigativa soltanto recentemente. Signori miei, sappiamo benissimo che non è soltanto la mafia che comanda. Grazie anche alla determinazione del padre, del poliziotto Vincenzo, che assieme alla moglie Augusta Schiera, anche lei deceduta il 28 febbraio del 2019, senza dunque conoscere l'esito del primo processo, si sono battuti senza sosta perché si trovasse la verità e si facesse giustizia. Ma Roma cosa fa effettivamente? Ci dobbiamo chiedere a Roma. La lunga barba di Vincenzo Agostino è diventata nel tempo simbolo di resistenza, resilienza e di richiesta di giustizia. E grazie alla magistratura onesta, principalmente alla magistratura onesta, questa vittoria è di loro, ma principalmente mio figlio, che non si è mai fatto corrompere da nessuno e ne vado fiero. Oggi questa sentenza per me è una grande gioia. Passiamo ora alle notizie di politica. Sentiamo il neosindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, in merito alla situazione trovata nel comune all'atto del suo insediamento e gli obiettivi che si propone per il suo mandato. L'intervista. Ecco, siamo con il nuovo sindaco di Campobello di Licata, da qualche mese insediato. Ecco, qual è la situazione attualmente al comune, cosa avete trovato e quali sono gli obiettivi per il rilancio del comune di Campobello? Ho trovato un comune in completo stato di abbandono, mancanza di progettualità, soprattutto un paese abbandonato dove le erbacce la facevano da padrona. Abbiamo puntato sin da subito sul decoro urbano, perché aspettiamo naturalmente i nostri migranti e quindi vogliamo dare il volto bello di Campobello, ma anche per chi ci vive. Ricordo a tutti che abbiamo una delle tare più pesanti della regione siciliana in termini di costo. E offrire ai cittadini un servizio, come dire, una città sporca e la Tari la più cara della Sicilia, ovviamente la cosa stride molto, ragion per cui ho puntato subito sul discernimento, sulla pulizia, sul decoro e siamo a un ottimo risultato. C'è tutta una situazione da ricostruire. Un ufficio tecnico sguarnito, noi abbiamo il consiglio comunale il giorno 19 agosto e lì procederò con degli scavalchi condivisi e procederò a un 110, perché l'ufficio tecnico è il cuore pulsante di un comune e vista la mancanza di progettualità ci metteremo subito al lavoro per reperire le risorse finanziarie per dare una svolta a Campobello di Licata. Ho tutto il piacere di ringraziare il governo regionale, la deputazione agrigentina. Appena mi sono insediato, la mia amministrazione è iniziata con l'emergenza idrica, ma soprattutto ho ereditato 6 istituti scolastici chiusi per inagibilità a seguito della vulnerabilità sismica. Sono state riscontrate delle problematiche strutturali, ragion per cui ho fatto un forte appello al Presidente Schifani, a tutta la deputazione agrigentina, sia di maggioranza che di opposizione,
per ottenere 750.000 euro occorrenti per riaprire almeno 3 istituti scolastici e garantire alla popolazione scolastica di 800 alunni il normale svolgimento dell'anno. Ovviamente possibilmente ci saranno i doppi turni perché sono lavori sostanziali e seri che interesseranno soprattutto 2 istituti scolastici. Abbiamo tanta voglia di fare. Abbiamo dimostrato che la politica regionale ci ha sostenuto. Campobello è ritornato protagonista della politica regionale perché abbiamo ottenuto 750.000 euro per i finanziamenti degli istituti scolastici e la messa in sicurezza, 400.000 euro per il rifacimento del tetto della chiesa madre che era a rischio crollo, 100.000 euro per il ripristino della Divina Commedia, che è un parco urbano raffigurante 110 monoliti con tutte le scene e i vari canti della Divina Commedia, e 110.000 euro per la costruzione di una tensostruttura all'interno di un istituto tecnico. Un bel risultato per un'amministrazione insediata al governo da appena 50 giorni. Abbiamo dimostrato che abbiamo una forte sinergia con il governo regionale. Senza la politica non si va da nessuna parte, l'isolamento produce isolamento, il noi costruisce. Mario Bellino ha rassegnato le dimissioni da commissario della provincia di Agrigento della Lega Salvini Premier. Le motivazioni delle dimissioni sono strettamente politiche. Purtroppo, afferma Bellino, è venuto a mancare il rapporto di fiducia sotto il profilo politico con la dirigenza regionale neonominata, in quanto il partito in Sicilia è guidato da un gruppo che non lascia spazi alla cosiddetta minoranza storica, che ha consentito alla Lega di ottenere sempre ottimi risultati e contribuito al risultato elettorale pari al 7,47% per le elezioni europee. Inoltre, continua Bellino, mi sembra che si stia portando avanti un'operazione di sostituzione totale senza rispetto della dignità personale e politica di chi si è sempre speso per questo partito. Ringrazio, conclude Bellino, l'onorevole Annalisa Tardino per la fiducia accordatami e tutti i sostenitori e militanti della Lega che mi hanno sostenuto in questa esperienza politica. Passiamo ora agli eventi del fine settimana. Si è svolta a Joppolo Giancaxio la 23esima edizione della Sagra del Melone Giallo, il servizio. Sindaco, il melone giallo, prodotto d'eccellenza che diventa anche momento di richiamo turistico importante. Questa sera siamo alla 23esima edizione della Sagra del Melone Giallo, per noi rappresenta il clou dell'estate ioppolese. Noi abbiamo investito di tutto su questa sagra, stasera ci sono tantissime persone di Joppolo ma anche di tutta la provincia di Agrigento. E voi avete un prodotto che è particolarmente gradito, ecco, che risposta avete rispetto a questo prodotto? Diventa veramente un momento di economia per Joppolo? Sicuramente sì, perché abbiamo molti produttori a Joppolo di melone giallo e vanno benissimo, lo esportano anche fuori regione e pure a Montreal, dove abbiamo una comunità di Joppolo a Montreal. Come sta andando l'estate ioppolese? Ci sono tanti appuntamenti, un po' facciamo un punto. Siamo a metà dell'estate ioppolese, abbiamo avuto bellissime serate con delle commedie, una commedia di Joppolo dell'associazione Tradition che è stata la Cavalleria Rusticana, una bellissima serata, abbiamo avuto una serata dell'Accademia Palladium, stasera abbiamo la Sagra del Melone Giallo, domani sera è la seconda giornata della 23esima edizione della Sagra del Melone Giallo e continuiamo con tanti appuntamenti della musica italiana, un'altra commedia e poi chiudiamo il 14 agosto con salsiccia e vino in piazza. Un appello a venire a Joppolo. Faccio un appello di venire a Joppolo perché è un paese, un bellissimo borgo, si pagano poche tasse e quindi ci sono bellissime case a poco prezzo, quindi spero che questo raggiunga molte persone che decidono di trasferirsi a Joppolo. Faccio parte del team Flamenco Catering, questa per noi è la seconda edizione
per noi è la seconda sagra del melone. Abbiamo lavorato duramente per andare a impostare questo anno 2004 con il nuovo menù, quindi abbiamo creato dei piatti molto particolari come l'arancino nero con fonduta di ragusano e melone, le trofie al ragù bianco e melone disidratato e la caponata bianca di melone con il coppo croccante, che lo trovate tutte nelle zone dove sono impostati dal volantino. Niente, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro perché il flusso delle persone quest'anno è stato molto di più confronto all'altro anno. Il melone giallo si presta a tante preparazioni. C'è da lavorarci, quindi inventarci iniziative nuove e proporlo sempre su qualsiasi piatto come stiamo facendo. Antipasti, primi, secondi, dolci ovunque. C'è uno studio che fate ogni anno? Lavoriamo un anno per andare a creare sempre l'anno che viene più avanti. Quindi. Per esempio la pasta quest'anno com'è? Trofie con ragù bianco di maialino nero e melone disidratato. Di altro piatto? L'arancino nero, al nero di seppia con una fonduta di ragusano e melone sempre all'interno. Come dolce abbiamo il cannolo con melone disidratato. Sì, anche quest'anno c'è molta affluenza, siamo contenti di questo perché sta andando bene, ci sono diversi stand tutti a base di melone giallo, vicino alla piazza come vedrete ci saranno, oltre alle trofie che vediamo qui alle nostre spalle, dall'altro lato c'è la caponata, gustosissima, io l'ho assaggiata ed è veramente buona, l'arancino nero con la fonduta di formaggio ragusano e melone, il cannolo gustosissimo e le fette di melone. Poi c'è tanto altro, musica, divertimento. E siamo veramente felici perché questa 23esima edizione sta andando bene. Quest'anno è molto variegato come tutti gli anni, abbiamo dalle commedie alle cose più interessanti, alle cose più culturali come presentazione dei libri, poi vi aspettiamo immancabile appuntamento il 14 agosto per il panino con la salsiccia e il vino, vi aspettiamo il 14 agosto. Stiamo facendo la caponata praticamente con sedano, olive, poi c'è la carota, la cipolla e arricchito con del melone. Tempo di preparazione quando ci sta? Tempo di preparazione sulle 30-25 minuti perché l'abbiamo arricchita pure con dell'aceto, lo zucchero, quindi va per riposare questa meravigliosa caponata. Infatti le persone sono state veramente meravigliose, che ne prendeva 2 e 3, proprio contento. Anche lei l'ha mangiata e credo che sia un buon gusto. Buonasera a tutti, per chi non ci conosce ma ci conosciamo, con tutti noi siamo il gruppo Style, sì. Quelli che cercheremo, anzi tenteremo, anzi faremo un po' di musica per voi questa sera, balli di gruppo, liscio e brani da ascoltare. Enzo Carruba, componente del direttivo della Proloco di Joppolo Giancazio, in una sua nota afferma che tra i progetti di Agrigento, capitale della cultura, nessuna iniziativa è prevista per il paese di Joppolo Giancazio, nonostante il prezioso contributo dato dal comune in fase di stesura del programma relativo alla candidatura. Lo abbiamo intervistato. Enzo Carruba, in una nota lei ha scritto che Joppolo Giancazio è indiscriminata per Agrigento 2025. In che senso? Il senso della mia battuta è proprio quello che ho detto, cioè nella programmazione del 2024 il Comune di Agrigento, Capitale Cultura, ha eliminato ogni progetto attuativo a favore di una fruizione turistica su Joppolo Giancazio, nonostante che il Comune abbia presentato una sua progettualità
quando è stato necessario nella fase della candidatura di città capitale cultura italiana del 2025. Questo mi è molto dispiaciuto, sia perché il Comune ha fatto un grande sforzo a presentare questa candidatura, questa progettualità unitamente alla candidatura di Agrigento, e soprattutto perché dinanzi a questa piazza pienissima, la Sagra del Melone Giallo, è chiara testimonianza della nostra capacità di proporci veramente ad accogliere il turismo, ad accogliere le tante persone che verranno a visitare Agrigento e a voler trascorrere per l'intero anno questa città di capitale cultura. Peraltro è presente in noi l'attrazione turistica del castello del Palazzo Ducale, il Parco Avventura, le varie manifestazioni che durante l'anno arricchiscono veramente il calendario degli eventi, che attraggono tantissime persone ormai da numerosissimi anni. E quindi l'impegno proficuo che tante associazioni, il Comune in prima persona, mette in ogni momento, vengono mortificate magari da quei 4 personaggi che decidono moto proprio un calendario che magari privilegia solo alcuni a danno del territorio, e questo non va sicuramente bene. Mi dispiace, perché veramente dietro il turismo c'è il lavoro di tante persone che hanno bisogno di questa ricchezza che porterà Agrigento capitale della cultura. L'indotto economico è veramente importante. E tra gli eventi del fine settimana c'è la festa del pane di San Biagio Platani dal 7 al 9 agosto, l'agroalimentare del territorio sicano, il servizio. Tutto è pronto a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per la festa del pane, la manifestazione che si ispira ai celeberrimi archi di Pasqua, per riproporre in periodo estivo, nella suggestiva cornice degli archi d'estate, una delle tradizioni più antiche e apprezzate in Sicilia. Il tema di questa edizione della Festa del Pane, promossa dalla rete di imprese Sapere di Pane e Sapore di Olio in collaborazione con il GAL Sicani, distretto rurale di qualità dei Sicani, è I Sicani mangiano sicano, la formula che intende proporre e valorizzare i prodotti agroalimentari di eccellenza del territorio sicano, di cui San Biagio Platani è il cuore pulsante. Tra le produzioni agricole più rinomate del territorio vi sono i pistacchi, l'olio, le mandorle, le arance e naturalmente i grani con i quali si realizza il famoso pane, per la costruzione dell'apparato scenico che rappresenta, secondo la tradizione risalente alla seconda metà del Seicento, lo spazio sacro dove si svolge il celebre rito pasquale degli archi di pane. La manifestazione è presentata dalla giornalista Rosi Abruzzo, finanziata da PSR Sicilia 1422, misura 19.2, piano di azione locale Sicani, azione 2.1.1, nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali. Questo è il programma. Mercoledì 7 agosto alle 21 l'inaugurazione e la manifestazione e l'apertura mostra mercato dei prodotti tipici locali. Durante la serata anche una degustazione del paniere Mangiare Sicano. Giovedì 8 agosto alle ore 21:30 apertura della mostra mercato dei prodotti tipici locali, mani in pasta, attività dimostrative e laboratoriali. Le maestranze realizzano i pani artistici degli archi di pane. A seguire lo show cooking con la partecipazione del masterchef Salvo Paolo Mangiapane, ambasciatore del gusto DOC in Italia. Quindi gli archi di piano 2030, le architetture effimere e la residenza di artista, progetto a cura di Farm Cultural Park che incontrerà la comunità con Florinda Saieva e Andrea Bartoli. Durante la serata sarà proposta anche una degustazione dei prodotti del paniere Mangiare Sicano. Quindi la musica con la street band Gli Ottoni Sicani del maestro Longo. Venerdì 9 agosto alle 21:30 l'apertura della mostra mercato dei prodotti tipici locali Show Cooking con lo chef Totuccio Lavardera della Pampinella Group. A seguire l'intrattenimento musicale e racconti di jazz con Andrea Parente. Quindi alle 23 lo show musicale La Notte del Gusto Sicano con la band Etno Rock Sirà. Durante la serata sarà proposta anche la degustazione dei prodotti del paniere Mangiare Sicano. Maggiori informazioni sul sito www.mangiaresicano.it, eventuale pagina Facebook Festa del Pane di San Biagio Platani. Linea alla regia per la pubblicità.
E si svolgerà domani a Siculiana alle ore 21:30 lo spettacolo Canti, Cantu e Focu della Sicilia Bella, messa in scena dall'Associazione Culturale Open Space Theater. Sentiamo la protagonista Ilaria Bordenga. Ilaria Bordenga, presentiamo questo spettacolo, una nuova edizione di uno spettacolo bellissimo a Siculiana. Sì, uno spettacolo che tu hai già visto, prodotto da Open Space Theater, Canti, Conto e Fuoco della Sicilia Bella. Uno spettacolo che, diciamo, sembra con un titolo apparentemente popolare, ma nella realtà dei fatti raccontiamo la Sicilia come metafora dei dilemmi esistenziali universali. Lo facciamo in maniera, come dire, con tutte le arti, quindi dal teatro al canto, alla musica e all'arte circense. Lo facciamo attraverso degli artisti abbastanza validi del territorio, da Fabio Ueli, che è il nostro cantante, Mimmo Pontillo, Mario Vasile e Angelo Sanfilippo, e poi i nostri artisti circensi, Valerio Concita e Marilene. Raccontiamo la terra di Sicilia, raccontiamo il gioco di opposti e opposizioni tra bene e male, tra dominati e dominatori, e soprattutto chi regge le sorti dell'universo, e quindi i nostri colapesce, e chi invece tende a distruggere sia la nostra Sicilia, la nostra terra e il nostro, diciamo, il mondo fondamentalmente, e quindi la malarazza. Lo facciamo a Siculiana martedì 6 alle 21:30 alla Torre dell'Orologio. Vi aspettiamo tutti. E soprattutto, volevo dire, lo dedichiamo questo spettacolo al nostro caro Gigi Finestrella, che purtroppo è venuto a mancare, e quindi il nostro grande fisarmonicista del territorio, quindi lo dedichiamo a lui. Vi aspettiamo. L'aeroporto di Palermo promuove la Sicilia anche in vista di Agrigento, capitale della cultura 2025. Il servizio. Mancano solo pochi mesi al 2025, un anno cruciale per la promozione culturale e turistica della Sicilia. Agrigento sarà la capitale italiana della cultura, un'occasione unica per mettere in luce il ricco patrimonio culturale e paesaggistico dell'Agrigentino, ma anche di tutta l'isola. L'aeroporto internazionale di Palermo, Falcone e Borsellino, che rappresenta una delle principali porte d'accesso della Sicilia, solo nel mese di luglio lo scalo ha accolto oltre 1 milione di passeggeri, contribuendo ad incrementare un traffico annuo che registra oltre 8 milioni di persone. Nelle prossime settimane darà vita a un'iniziativa che mira proprio a promuovere e valorizzare le meraviglie dell'isola, rendendo ancora più accessibili le sue straordinarie risorse culturali. Agrigento, capitale della cultura, è un'opportunità non soltanto per quella terra, ma per la Sicilia tutta. L'aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino è pronto ad affrontare questa nuova sfida nel 2025 e lo stiamo facendo al meglio anche con una campagna di promozione di questo evento importante ed internazionale. Qui a qualche giorno sarà possibile, tramite un QR code, andare a visionare in anteprima assoluta una serie di video che promuoveranno quel territorio, Agrigento e quel territorio, in vista di questo appuntamento che scatterà nel 2025. Sarà una grande opportunità per la Sicilia, sarà una grande opportunità per l'aeroporto Falcone e Borsellino. Insieme dobbiamo raccogliere questa sfida, interpretarla e provare a gestirla al meglio. L'opportunità di promuovere Agrigento in vista dell'evento Capitale della Cultura 2025 vuole essere anche l'inizio di una prospettiva, iniziare a far sì che questo aeroporto, che questo scalo aeroportuale, che è il punto d'accesso al territorio e alla Sicilia, possa essere anche un luogo nel quale iniziare a promuovere i vari territori. Oggi promuoviamo Agrigento, capitale della cultura, ma da qui a breve vorremmo iniziare a promuovere tanti piccoli pezzi di questa Sicilia che la fanno diventare davvero una grande isola. Ha compiuto 102 anni l'attore agrigentino Nino Bellomo, l'omaggio dell'Associazione Nazionali Cavalieri d'Italia, presieduta da Gaetano Maronciu in occasione della festa che si è svolta nel foyer del Teatro Pirandello. Stasera tante sorprese. Pochi sanno
Intanto non poteva essere diversamente stasera che il cavaliere ufficiale Nino Bellomo non avesse la presenza, grazie all'invito di Francesco, di ben una trentina di cavalieri insigniti che sono presenti in sala e che vogliono omaggiare Nino Bellomo. Io penso di dover interpretare il pensiero di tutti per l'affettuosità che Nino Bellomo ha avuto per i suoi, io dico 40 anni di appartenenza, perché lui è uno dei soci più anziani, fondatori, che ad Agrigento per primi hanno portato avanti la nostra associazione, l'associazione ANIOC. L'associazione ANIOC non è altro che un'associazione di insigniti che hanno ricevuto le licenze cavalleresche. Allora abbiamo pensato di fare un piccolo omaggio a Nino. Grazie. È semplicemente un qualcosa che ha una piccola testa. Al cavaliere ufficiale Nino Bellomo, al cavaliere ufficiale Nino Bellomo, grande interprete e grande alleato, premio alla longevità, Agrigento 31 luglio 2024. Grazie. Lui era una figura più ierarchica di me e quindi faccio quella figura e anche lui che io ringrazio profondamente. Tra l'altro siamo contenti perché io, essendo juventino, finalmente ha preso lui la Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni a Nino Bellomo. Grazie. Siamo arrivati veramente alla fine adesso. L'Akragas si è presentata stamani alle istituzioni cittadine, o almeno questa era l'intenzione della società, ma delle istituzioni comunali. Oggi al foyer Montalbano del Teatro Pirandello era presente soltanto il vicepresidente del Consiglio Comunale Cacciatore, il patron Deni e il presidente biancazzurro Callari. Hanno comunque voluto lanciare un messaggio, un appello all'Unione anche in vista del 2025 che vedrà Agrigento capitale della cultura. Tra 4 mesi saremo capitale della cultura, ha detto Deni, provando a mascherare la sua iniziale delusione per l'assenza del sindaco. Faccio un appello alla tregua sociale, parliamo bene di Agrigento, animiamola. Per questo ho deciso di realizzare una maglia con la scritta I Love Akragas, dove per Akragas si deve intendere Agrigento, che i giocatori indosseranno prima di ogni partita. Sulla costruzione della squadra Deni ha parlato di asticelle e rialzo, ma la società sarà pronta a intervenire sul mercato per puntallare la formazione a disposizione di mister Bonfatto, presente anche il presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti Santino Lopresti, che ha affermato come il calcio è in grado di abbattere barriere sociali e culturali. Agrigento meriterebbe una squadra tra i professionisti, la dirigenza è all'altezza, è ben strutturata e organizzata e sarà in grado di veicolare messaggi di promozione anche turistica e culturale. Sempre in tema Akragas è terminata per 3-0 l'amichevole con il Gemini Calcio, formazione del campionato di promozione, presenti sugli spalti circa 700 persone che hanno applaudito la squadra di mister Lillo Bonfatto. La intervista ai protagonisti. È terminata per 3-0 l'amichevole giocata con il Gemini Calcio, formazione del campionato di promozione, presenti sugli spalti circa 700 persone che hanno applaudito la squadra del mister Lillo Bonfatto. Mister Lillo Bonfatto, quale indicazioni hai tratto da questo test match contro il San Giovanni Gemini finito 3-0 per i biancazzurri? Lasciando perdere il discorso del risultato, mi interessava vedere se i ragazzi si sentivano carichi di lavoro, perché abbiamo lavorato tanto da una settimana, però ci sono cose positive ma ci sono tantissime cose negative che dobbiamo migliorarle a più presto e dobbiamo lavorare tanto. Soddisfatto?
Sì, si poteva fare sicuramente meglio, però ripeto, i carichi sono importanti e quindi in questo momento dobbiamo essere bravi a prendere i meccanismi di quello che noi lo staff gli chiediamo. I ragazzi sono ragazzi che si applicano ogni giorno e qui su questo punto di vista siamo contenti. Come procede la preparazione atletica? Ripeto, procede bene, ora c'è un'altra fase, la seconda settimana di lavoro. Ci sono organizzate altre amichevoli e quindi ogni giorno che passa dobbiamo cercare di alzare il ritmo per arrivare alla prima partita, non dico al 100%, però arrivare con una condizione ottimale. Soddisfatto della campagna acquisti dell'Acragas? Sì, sono soddisfatto, sappiamo la società sta lavorando, il direttore sta facendo un ottimo lavoro, siamo contenti soprattutto dei ragazzi che sono arrivati, ma lasciando perdere il discorso tecnico-tattico siamo contenti anche per quanto riguarda la personalità che hanno e soprattutto le persone che sono. Un giudizio sul girone I della Serie D. Vabbè, si sapeva, il girone I quest'anno è un girone complicato, è difficile, tante squadre vogliono vincere e quindi ora hanno messo pure la Scafatese che è una grande squadra, anche il Pompeo è una grande squadra, si sapeva, però noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti in tutti i match, cercare di dare sempre il massimo, onorare la maglia, perché questa maglia è una maglia gloriosa ed è giusto uscire dal rettangolo di gioco dopo aver dato tutto. Il 1° settembre, Coppa Italia, primo turno all'Esseneto, sarà derbissimo Acragas Licata. Sì, è un derby sentito dalla città, dalla società, da tutti, lo sappiamo l'importanza, è la prima partita e quindi ci dobbiamo preparare per arrivare al meglio possibile e quindi sappiamo pure l'importanza di questa sfida. Direttore, prima uscita stagionale dell'Acragas, allenamento congiunto con il San Giovanni Gemini, vince la squadra biancazzurra per 3-0, tanto entusiasmo sugli spalti, grande presenza di pubblico. Sì, grande presenza di pubblico, devo fare i complimenti alla popolazione agrigentina che tiene la squadra dei giganti. Oggi io credo che ci siano state 700-800 unità, quindi gli fa onore, fa onore a noi e siamo felici di aver sciolinato una prestazione degna della giornata. Devo fare i complimenti al San Giovanni Gemini che si è speso e ha giocato veramente una partita minuziosamente corretta e gestita bene, sia dal loro mister che dai giocatori in campo. Per quanto riguarda il nostro step di oggi, è uno step importante perché stamattina i ragazzi hanno lavorato tantissimo, hanno fatto tanto veramente sforzo per rimanere in campo, tant'è che poi abbiamo frazionato la partita in tre tempi e abbiamo fatto dei cambi in blocco, non singoli. Ma guarda, dare giudizi oggi sarebbe un po' affrettato, se consideriamo che veniamo da 5 giorni, sono i primi 5 giorni di preparazione con doppie sedute e carichi di lavoro importanti, se io oggi vedevo una squadra brillante sarei seriamente preoccupato. Diciamo che però la squadra è stata bene in campo, una prima mezz'ora fin quando le gambe erano un po' fresche, si è visto un buon fraseggio, un buon possesso palla, dei movimenti importanti anche nella fase difensiva con le marcature preventive, la riaggressione quando si perdeva palla e poi diciamo che siamo soddisfatti, ho osservato più che altro i giovani, diciamo che arrivano delle informazioni positive. È ancora presto per dirlo, che gruppo sta nascendo? Ma è un gruppo che si sta conoscendo, un gruppo che è già molto affiatato, lo vedo dai primi giorni di ritiro, i ragazzi stanno bene assieme, lo staff tecnico sta facendo un buon lavoro, perciò ripeto siamo ancora all'inizio, perciò dare dei giudizi sarebbe un po' affrettato. Calciomercato farà ancora altri colpi l'Acragas? Ma guarda, stiamo lavorando su un paio di 2006 perché siamo un po' carenti e penso che in settimana prossima può anche darsi che almeno uno potrebbe arrivare.
Passiamo ora a Favara, finisce per 3-2 l'amichevole del Castrum Favara contro il Camerate. Ce ne parla dettagliatamente il collega Giuseppe Moscato. Prima uscita e prima partita amichevole per la Castrum Favara a meno di una settimana dall'inizio della preparazione e in vista dell'imminente campionato nazionale Serie D, dove sarà impegnata in un girone con ben 12 squadre siciliane e dove è presente anche la blasonata Reggina dai trascorsi in Serie A. La squadra di mister Pietro Infantino allo stadio Broccoleri di Favara ha preso confidenza con il terreno di gioco, affrontando un ottimo Camarat, squadra di promozione allenata dal favarese Francesco Fanara, che non nasconde mire di vincere il campionato. Un sabato pomeriggio caldo e umido che ha messo a dura prova i giocatori, che si sono impegnati al massimo, anche se la partita è stata annunciata come un allenamento congiunto. Numeroso anche il pubblico presente in tribuna, che ha voluto conoscere i giocatori, molti dei quali per la prima volta a Favara, chiamati a dar vita ad una società, anch'essa nuova, la Castrum Favara, che comunque è la continuazione della Pro Favara, che ha acquisito il titolo di Serie D dal Canicattì. La gara ha dato le prime indicazioni ai due tecnici Infantino e Fanara per poter preparare i primi schemi, verificare le prime trame di gioco e naturalmente disporre gli uomini in campo. Per la cronaca, l'incontro è terminato 3-2 per la Castrum Favara, con le reti di Camilleri, Lapiana e Avanzato per i favaresi e Marchica e Vaccaro per il Camarat. Ma sentiamo le interviste. Per quello che stiamo chiedendo del lavoro dei ragazzi quotidianamente, insomma, siamo soddisfatti della risposta che hanno avuto per quello che abbiamo proposto e hanno fatto alla ricerca del lavoro di questi 4-5 giorni. Io ho detto, se noi facciamo almeno il 10% di quello che abbiamo fatto in questi 4-5 giorni saremo felicissimi. I ragazzi si sono impegnati sicuramente. Non dimentichiamo, stamattina abbiamo fatto 8 km con un caldo importante, abbiamo dato spazio a tutti e siamo soddisfatti, abbiamo una lettura più chiara di quello che manca, di quello che dobbiamo fare per completare questa rosa, per disputare un campionato difficilissimo dopo, come avete visto, il calendario che le squadre che faranno parte di questo girone. Mister Infantino ha già in mente quella che dovrebbe essere la disposizione in campo? No, la disposizione in campo è quello che avete visto oggi. Sicuramente giocheremo con 3 attaccanti, con 3 centrali. Al di là di questo c'è competizione, il compagno spinge l'altro e questo per me è importante perché aumenta la concentrazione, aumenta sempre la competizione, aumenta sicuramente la qualità del gioco. In tribuna si diceva che forse c'è bisogno di una maggiore presenza in avanti. Ma lo sappiamo, stiamo cercando di trovare l'uomo giusto che fa il nostro caso. Non è una condizione, non è una situazione economica, ma deve essere funzionale a quello che noi cerchiamo, dalla motivazione, dal sposare il progetto, dall'aspetto tattico e tecnico, che deve avere certe caratteristiche per completare e per essere complementare al nostro gioco e ai compagni che sono in attacco. Le impressioni sono positive, il gruppo è positivo, lo staff è positivo, siamo tutti indirizzati verso un unico obiettivo, a fare bene, a onorare la maglia, onorare la città di Favara. È stata una settimana dura di lavoro, è stata la prima amichevole che comunque avevamo le gambe pesanti, ma abbiamo dato tutti quanti il nostro contributo, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister e abbiamo cercato di farlo al meglio. E abbiamo visto dalla tribuna, insomma, che certo era un'amichevole, era una sgambettata, però l'impegno c'è stato ed è stato anche massimo. Certo, l'impegno non deve mai mancare, come ho detto prima, noi vogliamo onorare la maglia, vogliamo fare bene sia a livello personale che a livello collettivo e ci impegneremo sempre al 100% perché la cosa che non mancherà mai sarà l'impegno e l'atteggiamento alla partita. Il campionato di Serie D è importante e impegnativo, la Castrum Favara è una matricola, avete già iniziato un percorso? Certo, sappiamo che quest'anno è un girone molto complicato, un girone difficile, però noi lavoriamo su noi stessi, lavoriamo sulle nostre possibilità, lavoriamo per superare i nostri limiti, lavoriamo con lo staff, cerchiamo di lavorare ogni giorno, cerchiamo di fare sempre meglio.
senza guardare le altre. Poi ovviamente sappiamo che ci sono squadre blasonate che comunque alzano il livello del girone, ma noi le affronteremo sempre a viso aperto, le affronteremo con la consapevolezza di essere noi quelli che devono fare la partita. Un'ottima impressione, i ragazzi già si vedono che sono ragazzi giovani, una bella squadra giovane, ma una bella impressione, sono le prime partite, comunque abbiamo avuto una bella impressione, speriamo bene. Certo, forse è un po' presto per valutare una squadra, siamo proprio ai primi allenamenti, alle prime uscite, ma ci è sembrato un buon Camarat. Sì, un buon Camarat. Devo dire che dopo 5 giorni di lavoro già ho visto una buona condizione atletica da parte dei miei ragazzi. Dobbiamo mettere in conto che giocavamo contro una squadra di 2 categorie superiori, però sono abbastanza soddisfatto. Che Camarat sarà in questo suo cammino in promozione? No, un Camarat protagonista perché abbiamo allestito una grande squadra e non ci nascondiamo, cercheremo di fare un campionato di vertice. Che indicazioni ha avuto da questa sgambettata? No, le indicazioni sono positive, sappiamo dove ci può mancare qualcosina, però siamo tranquilli, il mercato è aperto, siamo abbastanza completi, devo dire. Vito Lupo ritorna al Broccoleri, questa volta da avversario. Ma non saremo mai avversari, si dice che quando uno è ex è sempre così, per me però lo vale veramente perché a Favara ho lasciato qualcosa, mi sono fatta male, ho amato la gente di Favara, quindi è sempre bello tornerò a vedervi e a tifare per voi. Nonostante sia iniziata da poco tempo la preparazione, abbiamo visto in realtà 2 belle squadre. Che Camarat sarà? No, sicuramente si è costruito un Camarat per fare il protagonista in promozione, infatti abbiamo dato testa a una squadra che farà la Serie D, una squadra ovviamente ancora in costruzione, però una squadra di Serie D. I ritmi sono stati abbastanza alti, noi stiamo provando a lavorare da squadra, non dico da squadra Serie D ma quasi, nel senso lavoriamo in un certo modo per farci trovare pronti a un campionato che ci dovrà vedere per forza protagonisti. Andiamo ora al calcio di Palermo, Serie B, ottima partenza nella vendita degli abbonamenti per la nuova stagione del Palermo, già è vicino il record dell'ultima stagione e intanto il direttore sportivo De Santis parla di mercato ribadendo che Brunori è incedibile. Partenza a razzo per l'acquisto degli abbonamenti stagionali del Palermo dopo l'apertura della vendita libera. Già nel primo giorno sono state distribuite oltre 1000 tessere che portano il totale ad oltre 11.200. L'entusiasmo dei tifosi rosanero è evidente, code allo stadio Renzo Barbera hanno caratterizzato l'avvio delle vendite, mentre molti hanno preferito abbonarsi online ed evitare così l'attesa. Non c'è dubbio sul fatto che con questo ritmo il numero degli abbonamenti dell'ultima stagione sarà presto superato. Lo scorso campionato si era chiuso con 12.603 tessere, 11.460 erano state invece nel primo anno di Serie B. Dei traguardi già raggiunti ha parlato il direttore sportivo dei Rosa, Morgan De Sanctis, intervistato da Sky. I tifosi hanno cominciato a rispondere in maniera corposa alla campagna abbonamenti, la piazza merita di essere rappresentata da una squadra di primo livello e ce la metteremo tutta, ha detto il dirigente, per toglierci delle soddisfazioni. De Santis si è poi espresso sulla prima fase della propria stagione al Palermo. Il bilancio, ha detto, è estremamente positivo, abbiamo lavorato bene in un contesto eccezionale, il mercato è da completare. A tal proposito, Sekulov della Juve è stato definito un nome giusto da accostare al Palermo, così come Asa e Barbieri. Per ciò che riguarda Brunori, il capitano è stato nuovamente definito incedibile da De Santis. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di oggi del nostro TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 e replica la mattina alle 9. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.